Siamo in sa redazione sull'Unione Sarda con suo direttore nou. Intanto ti saluto e ti fatto tutte le auras buonas per questo lavoro e ti ringrazio per aver accettato questa intervista. Grazie a voi, sì, noi abbiamo da narrare che siamo un anno, proprio in questa dia abbiamo fatto un anno in questa cadrea che non è comoda a me, Dio non rischia, lo podia immaginare ma non rischia canto pago, poteva essere comoda, però è una contentezza manna, pochi fa che questo lavoro arrivare a si essere in questa cadrea e a chiccare di tornare a ponere a posto tutti i problemi che ha bisogno in tutto il mondo dell'editoria, è un lavoro che è sul massimo che si può raggiungere. Adesso il problema poi si bada e tempo e modo a fare dare, però intanto un fatto che non potete essere negato da nessuno è chieni di poi fare dato un parizzo del suo campo, di questo campo difficile che è sul giornalismo, no? Tanto tutti sono avvizzato sul giornale è scambiato e ti riconosco in questo da intro a poi dato un gente di intro come tischi tu e pure, no? E sono tutto contento. Tu a suo comincio, e questo penso che ti fa d'onore, se non mi lamento male, hai scritto, non pensai al mai che uno delle Nuraghes poteva diventare direttore sull'Unione Sarda. Invece è diventato, però non ti devi dimenticare che in Nuraghes hanno scritto gente come Capitano Murette, no? No, io sono contento me da mia, io l'ho ponato proprio per fare fare da mia, l'ischio che si deve riogare da mia si fa di a me. L'ho ponato pure in Castello, non è facile meta, perché viene da una ida viticca e chi non è parte, di certo il gioco, arrivare a si caponnere un sol manno. È successo che stava pensando una fortuna, manna. È un aro che su essere un vicino, cadeo minazzo vicino, penso 42 anni, e posso usare che bisogna no, che fui sempre giovane, giusto giovane, non credo andare con questo giovane. Poi un vicino che viene da Evora, che ha conosciuto la vita della Sardegna di Abero, su chi pensa a gente, su come vive la gente, fuori dalla città di Manna, su chi la gente pensa pure sul giornale, sul giornalista, è stato importante meta, e a pochi il cavo di spiegare, assumere e a soschibi di ribagliana già in questo giornale, che qualche volta, a durare troppo a intre de subalatto, non ci dimentichiamo o non comprendiamo su che succede in Sardegna. Ed è proprio il caso di cambiare queste cose, facendo a medio di non ponere vicino a chiedere i suoi problemi. Che è una regione limpido, non si può narrare nulla contro questa regione, anzi si può narrare in bonasa, che forse a te è questo di conoscere l'ambiente di Salbiddas, è un azzurro umano per te, e penso che sia un azzurro pure a scrivere su sardo, a comprendere la gente che viene in sardo. Io, se non vago particolare, adesso sono nascito lontano meda, in una terra lontana che è l'Australia, però babbo mio e mamma mia sono sardos. E vivido in una ida, in un po' sempre fai da su sardo, in domo nono. Che babbo fai da su sardo con sua mamma, con suo frate, con suoi amici, ma in domo nono. Che mamma non li piacchia, di questa generazione che naria da il Brigonza, che non andava a scuola deve fare bene l'italiano, che se non sa mastra di nare chi in domo non ti sighini, non ti vagane. E allora devo però imparare a fare su sardo, sende fuori domo, con suoi amici miei, con nonna, con babbo che hanno fatto fuori domo. E certo, questo mi ha azzurrato meda, ma ha azzurrato con uno skin, non sa che gente di solmanno, gente anziana che mi ha imparato non sa che cosa, e se non riesco a fare su sardo, quasi tutto ciò che ho imparato non li ha scritto. Potete essere, tu per hai scritto un libro su Peppino Pesce, no? Che fa da italiano e sardo, però secondo chi è due faeddas, se li faeddas in sardo, tengo l'impressione Chissà belze de più. che
chi sa belza de piusu e che tenere la verità che in sala è più difficile andare al faulas pure. È il vero, mi capita dove pure, quando io ando a Bidevora e mi narrano questo il direttore dell'Unione Sarda, sento un vago da tesinare de ma gusto, chi adesso è gusto, invece quando io comprendo che è una persona che tiene bisogno di essere posta in paghe, allora gli ho fatto una battuta in sardo e narra, questo sta alla mano, narra subito, allora mi dovevo mettere di narrare una cosa, e mi mazzu a me, qualche volta, io come Zeremia Sinderia disse, che io le narro, ma come si dice in italiano, e le narro su dicio saldo, che bada cosa, che nada in saldo, in tre paraulas, descrivi la situazione. E qualche volta io lo penso in sardo e tengo difficoltà a leonare subito in italiano, adesso è una cosa che non pare bene a credere, ma è il gai. No, ma potete essere per te, essendo il popolo nostro abituato a fare dare pago, una raia in suo antico su fare dare pago, sapiduria meta, noi sprecano a sperare, e certe cose si possono narrare o con uno diccio, oppure con tre parole. Tornando invece sul giornale, intanto si può vedere chi sono iscritti e uno pago tutti. Questo credo che sia un saperuto che sicuramente è utile. I temi poter narrare di questo. Sul giornale è una cosa che si fa con sa conca. E quando va tanta sconca, tanta alberrita, noi non arriviamo sai che in tu conca e che in tu berrita. E può narrare che è una cosa fea quando ognuno la pensa diversamente. Invece io penso che sul giornale, quando vada che in tu conca e che in tu berrita, che renare che va tanta intelligenza che si pone uno con satero a si confrontare. Se uno pensa che questa intelligente è sua via, che non è che non è intelligente a me, danno questo sono anziano, non lo sanno sempre nato. E allora, siccome tutti noi che sono pagati, tutti sono tribagliatori, tutti tenen piacere di fare questo tribaglio, poi non ve lo dobbiamo fare. Chiaro che deve rispettare la verità, deve rispettare su queste la logica di un giornale. Devo però appido questo entusiasmo di questo giornalista, sono arrivato in un momento che questo giornale commenta l'altro in difficoltà di meda, lo è ancora, che il mercato commenta non è facile in questo momento, sa crisi, però issos hanno tenuto una grande disponibilità, hanno detto, noi bisogniamo, se due guerre non coinvolge, noi bisogniamo. Dopo provato ed è un risultato, va crescere una guida. Dunque mi stavo pago, nulla praticamente. Deo non ha dormito per le notte, che andava pischiato che devia diventare direttore. Poi uno si è intelligente, appunto si domanda da Madeo, sono capace, voto affrontare, con chi l'ho fatto, a Sasola non mi l'ho voto vagare, devo chilcare da Zudu e lo voto chilcare in mezzo alla gente che trabaglia con me, lo devo chilcare, non lo posso cliccare in fora e non posso manco precontare a chi è a entrare questo giornale e fa un altro lavoro, deve fare sul lavoro del giornalista, ognuno va sul lavoro suo e se ognuno va sul lavoro suo, tutto andiamo in mezzo. A cada uno s'artesua, mentre narrano in nuoro. Sa difficoltà viene dai parecchie cose, ma forse la lasciamo un vago a banda la difficoltà. E invece vediamo die pro die il testo lavoro del suo direttore. La gente non li schidi. Dove contalo dai Manzano a Sero. Io mi domando, noi come fa che ne so sattero, come fa che io minaria anche sul direttore di Ribaglia Pago, te ne pago de fagere, beni paga ora, nara su chi va che so sattero si candida. Io arrivo in nove ogni Manzano a 6:30 e mi candido ogni notte a mezzanotte. Ma non che biere tutta sa sola, ma cadenzo non sa che cosa. Su tribaglio desa die, e di impreato sa die primo. Un whisky su chi deve succedere e chi il cada si ponere di fare a medio dello raccontare bene. Se non deve succedere nulla, lo fa che succede isso. Deve pensare a te potete approfondire, a te potete assegnare, a te potete interessare a sa gente in questo momento.
ma non basta, su chi si biede chi esce in su giornale, este su 20 poquentos, su tribaglio che va uno direttore, poi te bada, si deve confrontare con su mondo, io mi confronto con il suo presidente della regione, con gli imprenditori, con il sindacato, sul mondo della cultura, tutto, so che mi chiede in chilcare, Dio su Manzano sono sempre a disposizione. Poi spiegare su qualche cosa che il vestito su giornali che a qualcuno non gli piace o ritiene che non sia giusta, io mi confronto, se non è giusto spiegami come teste e siamo sbagliati, bitorramos e se non siamo sbagliati ti spiego poi te l'abbiamo fatto gai. E in noi quasi ogni dia tengo gente che mi domanda e io domando a isso se mi confronto. Poi bisogna sul problema della gestione, una macchina come te gusta, non che vada 250 persone tra giornalisti, tecnici, stampa, amministrativi, pubblicità, è una macchina difficile da fare. E dunque tocca ogni tanto di dare una giustata. E dunque su Manzano, a Saldua si canta a Gai, pensando controllando su che abbiamo fatto usadie. Bidinde gente, fai bene, pensando se vai su zero e poi su zero e stai tutto su tribaglio che si vede sul giornale. Tu hai dato argomenti e questioni pure che interessano a questa gente e in questa dia passata ho letto uno su articoli stuoso sulla sterarchia militare. Da noi abbiamo compreso che questa posizione sul giornale è una posizione no, più firme, più forte, più spago dimorosa pure, no? Io quando sono entrato un anno e come, ho ponato a assumere sul giornale che può leggere e può dare questa linea sul giornale. Se fosse no data a questo giornale una identità vicina a su chi era questa gente e sicuro questa gente non rischi di chi lo chiede non rischia ancora che lo chiede, ma a su chi va che bene a questa gente, noi non possiamo pensare che quando vado in un momento di crisi questa gente sa mente di noi. Se questa gente pensa che noi siamo complici della politica, che teniamo altri interessi, che facciamo questo con si scusa di fare carattere, noi siamo molto. Noi stiamo narrare chi siamo, da questa parte della gente. Sul primo articolo che avevo scritto un anno a Como, ha ponato questo sarà il giornale dei sardi. E dunque, Deo mi hanno odiato, qualcuno mi hanno odiato ancora, Naro, la Saras vuole investire, vuole rimanere, prima faccia le bonifiche, metta in condizione, non basta dare 2 buste paga, per scritto può pensare che la gente deve poi morire isso e queste 3 generazioni che devono bene, come gusto chimica verde, e te che chimica verde, o è chimica o è il verde, certo, a Sorana, ma poi lo piantiamo sotto ad Aldo, e te va che si saldigna ad Aldo, e poi, ma non, scusa, questa sterarchia al militare, schinare a tua, è una aliata in giro, continua, non andiamo, è tutto a posto, non va di inquinamento. E chi l'ha fatto questo? Poi temori questa gente. Chi l'ha fatto l'inquinamento? A Sasola? Nessuno. No, è certo che no. E allora, la politica si deve fare come se muschilicane deve fare noi, deve pensare a questa gente di avvero, che se non è inutile, se non che questa gente che lo sa da boccare a gusto spuro o a su chi viene prima, dopo, questa gente deve pensare che la Sardegna è molta, se non ne pesa poco la conca, e non l'ha pesata mai. Un'altra questione che poi tu hai trattato è la terra avvelenata, a parte la sterarchia, ma avvelenata dalle industrie. Noi schimus e tebada, probabilmente su chi schimus è più spago metà e su queste. È impressione tua che l'est? Noi temos un brutto ufficio e l'abbiamo stento in sus ultimi 50 anni, forse quando abbiamo scliccato nelle pesare sa conca quando abbiamo visto Mario Melis, ma poi su resto non abbiamo visto che non siamo il bendidoso su sa terra pensando di poter trabalhare più spago, devo trabalhare in maniera più scomoda, devo trabalhare all'azienda media senza andare in campagna, senza andare... S'industria
e il bene in Sardegna, solo che sui nari bi lo dai andare a Roma, ma fu un'industria, come ti segnalate, improduttiva. Che non la queria nessuno poi. È certo che non la queria nessuno, però queria su soldo facile, no? E non solo fu improduttiva, ma l'andato al mezzo terra schibidenimis in Sardegna, insomma, in Sascosta, ma pensa in ottana, si poteva fare attero in questa terra, e il bistavo dimostrato dopo, e come invece non si può fare più nulla per bonificare, come tenere subire miliardi e miliardi. E se non stiamo attenti sui nari che vado a ponere, che qualcuno può bonificare, ci credo le hanno se tutto, so che hanno inquinato, mica solo sardo. E tu sa colpa è il sinsoro, è il tesoro romano, ma è la nostra pure. E che noi, ognuno viene da fuori, poi anche noi siamo sospettosi con quelli che arrivano dal mare, ma che non mai. Noi facciamo subito un inchino, come ti narra. Però a esperienza fatta è nascito pure un modo di narrare fura da chi viene da mare, in so secolo. Certo, fura ma noi non impariamo mai, perché non abbiamo imparato mai, basta che abbiamo fatto come con questo silvestrone che comprare su castello senza i nari, che anche fu americano, da sus americano, tutto l'hanno fatto senza manca dare chi è fu. Torniamo a che tu hai sanato problemas oggi sul giornale, tutto sul giornale, dai Corriere, Sateradie, a ragionare con il suo segretario della FNSI, ha pischito che su Corriere della Sera che ne chiede bocare 60, che è una bella truma di gente. Beh, poi pure la difficoltà della crisi, immagino, che se la gente non ha da mandicare è difficile che compra il giornale se è libero. Però, beh, pure l'allargamento dell'informazione, internet, eccetera, fino a questa intervista tua è andata in questo mondo, che a me mi pare però che sia un po' cosa si mette da su regno essa sombra, quando Ulisse il falato nell'Ade e che ha dei stringere si immagina essa mamma e li resta a neula. Tu pensi che questo sia un momento che passa che poi alla fine la gente che è cosa schidocche pure, no? Deo penso che sia Gai siamo preoccupati di una cosa via, che sono giovani non devono ingannare di schire nulla. Sono stato cresciuto con un modello diverso di già sono schidania sedate mia, non gli importa nulla di nulla. A più di quella sul film di Veltroni sopra Berlinguer, domandata sul giovane, nessuno gli ha inteso mai fare dare, neanche un cantante, uno scrittore, un giallista. Se speldine la memoria e sul giovane non le quiere scrivere, non quiere scrivere nulla, che sono tutti in Facebook, in Twitter, in YouTube, che passano solo con cose che non impegnano sa conca. E questo è screenni la società, è impoverire la società. Poi se tu crescere, la gente gai, senza si informare, senza iscrivere a scuola, senza avere leggi tu. Uno classico, scrivosi nelle due come di Ulisse, Omero, l'Iliade, l'Odissea, e te non possiamo rispettare da Como a fra 20 anni, a fra 30 anni. Gente che non è informata, gente che si le fa che le ha in giro, che non è informato si fa che le ha in giro. Questo tipo di educazione si spera da diciamo pure. Ecco, si speranza, questo caponavo come Deo e sapevo ipotesi che possiamo fare. Deo invece naro che sicuramente ha da cambiare, è una crisi, ma una crisi che poi cambia e su di poter toccare, su di poter approfondire, su di poter leggere, Deo naro che ha da tornare essere importante. Sul giornale si esistono da più di 100 anni, è del bistaunato, che nel bessi da radio, che nel bessi da televisione, che nel bessi come internet, sul giornale sono molti e si sono sempre ripigliati, anche il caso di cambiare e sono tornati a nascere, gasin che è la televisione, come sta in crisi la televisione pure, più sulla televisione che sul giornale, che nessuno adesso spizzino si prima più a vedere la televisione, cadene in altre fagre, pensano a altre, però come la parola in italiano è il riflusso, prima o poi quest'onda da essere su massimo e piano piano
a tornare in Rasegos. Tu destini a giornata, si deve andare, E de tornare, e dunque, poi tornare in seguito, moribunda, saprà dare là, luogo è stata ragione, non è più peggio. e dunque noi siccome siamo a sa fine forse di Sunda e piano piano sto tornando in Rasegos. In questa idea, in questo isu, tu, no, di un giornale differente, su che si può, dai suo tempo passato, una rama, moschene cliccare, hai gusto, hai gusto. Vi manca qualche cosa ancora? Sì, mi manca una deo di avere un giornale che siete più in salto, che riesca a incidere, come insegnare, in tutto il settore. In cultura deve incidere, in identità sarda deve incidere, in sol mondo sol giovane deve incidere. In sa politica siamo incidenti, siamo schilchende di fare cose schiaddurene, ma in tutto i campi deve sempre più chilcare, impegnare di spiegare bene le cose. Poi ognuno si fa che si idea che chiede. E non bisogna risultare in tutti i campi. Io, da capitani danati, tengo un'idea per la cultura e per l'identità sarda che è più strutturata rispetto a come è scomo, e fino a in altro settore è un aro che entri un altro anno e noi teniamo sul giornale che calza deo. Capire su tempo sfura lo fa. Certo. Tocca di cambiare cose al meta, queste cose non si fanno da oggi a casa. Presse, sa cattedra pressosa, cattedra saurtidos. Piano piano. Bidorra ogni tanto, se sapete. Certo, è gas. No. Sul fatto che vi sia da Unione Sarda online, aiuta o fa che danno a sul giornale iscritto? Sì, poi su chi scodeo non aiuta e non fa che danno, puite. Chi è che legge sul giornale, lo legge su Mattessi. Non si fa che de minare dello che lo toccare, dello che lo bisogno, dello che lo con me, sempre, e bi che lo torrare, e una cosa mi la malco e poi mi torno su zero. Chi è invece non ne frega nulla di comprare sul giornale dell'utente, la baita impressa, gas, 1 minuto, 2 minuti, a fura, e questo non lo comprano su Mattessi. Tu è su un pubblico differente. Differente. Per me è il gai. Quando hai cominciato, questo è un lavoro, ma la gente probabilmente rischi, ma allo tornare non fa che danno. Chi si fa per passione, se non per passione non si può fare. De sos primos annos, talmente tu è un fatto o una persona che t'ha forticato in questa idea, in questa passione? Io a pochilca quando fui più minore, de fare queste cose che mi piacciono. Io sono stato sempre curioso di scrivere queste cose, che in trio sempre. Quando ho conosciuto Pippino Pes, non trabagliavo ancora in un giornale, non trabagliavo ancora su Unione Sarda, però il schio che vivo in domo di questo amico mio, su zero Pippino Pes, e mi sono andato, mi sono fatto invitare, poi essere, poi schire, poi intendere, narrare. Questo è il mio primo esempio. La prima dia che ho trabagliato in Unione Sarda, mi lamento sempre, fu l'ultima dia dell'anno 1999 devi entrare a trabagliare l'1 gennaio 2000. E ho china uno in Borore, proprio su notte. E mi telefonano, tocca chi bande, ma da nuovo comincio a grassa, no, anda bisogno Mattessi. Bisogno andato, e un fritte morre, la gente, tutto pianghino, tutto gai. E andiamo a vedere quest'uomine scuro, paria di una cosa che la fui vedere in un film. Come te l'ha abbaitato, ma io questo lo conosco. Fu in Borore, questo lo conosco. Ha scritto l'articolo, che a 2 al di là poi bisogna tornato. E apografi di schire, di noi li ha conosciuto. Poi te conosci a Sufizzo, poi te conosci a... E Sufizzo poi mi hanno potuto scrivere una chieda di poi l'articolo, mi hanno a Liesana. Sadia di poi, che hanno scritto 2, hanno scritto Rosatro, hanno scritto su che hanno i carabinieri, su che hanno la polizia, e gusto, chissà, ha furato, ha fatto... Come lì si è storrato, ha scritto le cose, ha salvito come viviamo, ti sei fatto una teoria, ecco, sul giornalista di Abelo deve essere gai, ecco, questa cosa mi lamento sempre, quando mandavo sul giornalista te vede
essere curioso e bitorrare una, due, tre volte, poi scrivere veramente su questi scritte. Come mi ha fatto aumentare? Tu questo l'hai sperimentato in un tempo a Come? Ma noi fisicamente, Sattara. Regina Elena, un giornalista dell'Unione, che da un momento con piacere manno, che si narraia Vittorino Fiori, che narraia essendo figlio di uno maresciallo dei carabinieri, disse, sa mezzo notizia e sa che sono carabinieri no ana. È vero. Ti dia piacere andare al parizzo di questa notizia. Assolutamente. Qualche volta, come quando il bottonare tu l'hai fatto prima, me da primo che non a me, su giornalista in Unione Saldan, primo minaran tutto fu possibile fare su capo naudeo, su capo fatto di obbedicano, come po gustoso picciocco che sono è talmente tutto veloce, sono in pago, deve fare e non tenere manco su tempo, l'olbio, scuro, qualche volta, però Deo, quando io gai, lei ha detto su tempo che tiene il bisogno. Non mi interessa, facciamo una cosa in manco, però facciamola bene, sa che siamo facendo. Casi no diventa una cosa in serie, che fa che in tutto uguale, se tutto il giornalista spone su chi era su carabinieri, in Unione, in San Nuovo, in tutto, è tutto uguale. E no, sul giornalista di Abero deve andare ed ognuno la idea con una conca diversa e con un giù diverso. E se no, è inutile andare nelle decade dei giornalisti, ne facciamo su via. Pensa tu che proprio per questa regione che se ne rende due come sul giornalese, non solo pro gusta, ma fino a pro gusta, siano in crisi. Casa gente agatta da cosa schiata o già inteso in televisione o vedo in internet. Si bagattera da qualche cosa. Ne sono sicuro. Ne sono sicuro. Difatti, quando sono entrato, apponato, se noi si seguiamo a fare su che siamo il facinde, siamo molto. Noi dobbiamo essere differenti da altri, dobbiamo essere autorevoli, dobbiamo qualche volta narrare qualche cosa che non fa che piacere a qualcuno, però devono avere sempre la verità. Che se la gente si abbizza che lo sella in giro o chi è una cosa tanto per la narrare, che la narrata tutto uguale, senza biere selbera, se il molto. E difatti se noi qualche cosa che siamo facendo bene e stiamo andando bene è proprio per gusto, non per me, Dio non conto nulla, sono i fatti che contano. Conta nulla, il suo direttore conta, Manaro. Però conta come è narra da Antoni Conte, un altro Antoni Conte narra da chi conta si scuola. Certo, a Sasola. E tanto sa buona ora che ti facciamo noi a cuore in mano e con piacere, è di seguire in questo disizio che è un impegno di lavoro, ma sigidi a essere un sogno e guai si fini di essere un sogno, s'accanse su chi due disizas. Grazie naturalmente Deo, sono contento di essere stato con voi, secondo un mastro e con tutta la gente che ha tenuto piacere tenere due persone a fare il saldo.